Gentili telespettatori, buongiorno e bentrovati ad una nuova puntata, come sempre in compagnia di Ore 13. Quest'oggi una puntata dedicata, come ogni giovedì, alla salute. Torniamo infatti a parlare dello IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, un punto di riferimento, davvero un fiore all'occhiello della nostra sanità, una struttura importante di coordinamento della cura dei tumori per tutto il Veneto ed è anche tra i migliori IRCS, Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico italiani, appunto a carattere oncologico. Un istituto che abbiamo già conosciuto qui ad Antenna 3 per ciò che sta facendo con il progetto Run for IOV. Oggi invece lo conosceremo per la cura dei tumori cerebrali. Ne parliamo in compagnia dei miei ospiti. In studio con me ho il piacere di avere la dottoressa Vittorina Zagonel, direttore del Dipartimento di Oncologia Clinica e Sperimentale dello IOV. Ben trovata, dottoressa. Grazie. E insieme a noi c'è anche il dottore Giuseppe Lombardi dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica 1, sempre dello IOV. Ben trovato anche a lei. Grazie a voi. Allora, comincio proprio con le domande dalla dottoressa Zagonel, perché vorrei che ci raccontasse un po' che cosa fa il Dipartimento del quale lei è direttore. Sì, volentieri. Il Dipartimento di Oncologia Clinica e Sperimentale dello IOV accorpa le strutture complesse di oncologia medica, delle quali io ne dirigo una, che è l'Oncologia Medica 1, dove lavora il dottor Lombardi, e la struttura complessa di immunologia e diagnostica molecolare. Il vantaggio proprio di questo dipartimento ci permette di coordinare un percorso del paziente non solo nell'ambito dei trattamenti specifici antitumorali e quindi la somministrazione, diciamo, della chemioterapia, ma anche una stretta connessione con il gruppo di immunologia e diagnostica molecolare, attraverso il quale è possibile definire dei nuovi protocolli di cura e la ricerca di nuove molecole che ci permettono di conoscere meglio il tumore e quindi pensare anche a nuove possibili terapie per il futuro. Nell'ambito del Dipartimento, l'area di oncologia medica prevede l'organizzazione multidisciplinare per ogni tipo di patologia, quindi per ogni tipo di tumore ci sono dei gruppi multidisciplinari di cura dove sono presenti tutti gli specialisti che regolarmente, una volta alla settimana, si incontrano per discutere dei nuovi pazienti che prendono in carico e valutare assieme il programma di cura più opportuno. Questo è uno, diciamo, degli elementi fondamentali dell'organizzazione che abbiamo, ma ci sono poi anche altri tipi di ambulatori multidisciplinari dedicati per particolari problemi, per esempio del paziente oncologico, di cui magari parleremo successivamente. Ecco, dottoressa, qual è l'iter che attraversa il paziente quando viene preso in carico, ad esempio, dal dipartimento del quale lei è direttore? Ma diciamo che l'iter è un po' complesso anche perché lo IOV di per sé non ha in sé tutte le competenze per tutti i malati oncologici. C'è una stretta collaborazione soprattutto con l'azienda ospedaliera Università di Padova. Nel caso specifico, per esempio, dei tumori cerebrali, noi abbiamo un gruppo multidisciplinare dove c'è un coordinamento non solo delle unità operative che intervengono nel percorso di cura del malato presenti all'interno dello IOV, vale a dire l'oncologia medica, la radioterapia, la biologia molecolare, la radiologia, ma anche altre figure professionali fondamentali nella presa in carico di questo paziente che sono per esempio le 2 neurochirurgie dell'azienda ospedaliera Università di Padova, la struttura complessa di neurologia e l'anatomia patologica. Quindi il coordinamento è costituito proprio da tutto il team del gruppo multidisciplinare che si riunisce allo IOV una volta alla settimana, nell'ambito del quale è possibile proprio coordinare il percorso del paziente che viene discusso nel momento in cui arriva per la prima volta a uno di questi componenti del gruppo, generalmente è il chirurgo,
e attraverso la discussione si stabilisce poi tutto l'iter, tutto il percorso del paziente, definendo anche le tempistiche della presa in carico, perché uno degli elementi importanti per la presa in carico del paziente è non solo stabilire chi fa che cosa, quindi se fare prima la chirurgia e successivamente la radioterapia, la chemioterapia, eccetera, ma anche i tempi ottimali perché il paziente da un passaggio all'altro delle cure possa non avere tempi morti ma accelerare gli eventuali accertamenti da fare per poter procedere in maniera rapida a tutte le cure di cui ha bisogno. Certamente. Dottor Lombardi, entriamo nel vivo dell'argomento di oggi. Oggi parliamo, come detto, dei tumori cerebrali. Che cosa sono? Ce lo racconta? Allora, i tumori cerebrali sono delle neoplasie che insorgono all'interno del sistema nervoso centrale. Bisogna distinguere tra tumori primitivi, che sono proprio tumori che nascono dalle cellule che sono presenti in questo distretto, e quindi cervello, midollo spinale, meningi, che sono appunto un involucro che ricopre queste due strutture, e poi abbiamo i cosiddetti tumori secondari, che sono le metastasi, che partono da tumori che originano da altri organi, quindi al di fuori del sistema nervoso centrale, e che poi vanno ad interessare questo distretto. Anche le metastasi, insomma, non sono rare, anzi possono interessare circa il 20 al 40% degli altri tipi tumorali. Quindi ovviamente i tumori invece primitivi del sistema nervoso centrale nell'ambito di tutta l'oncologia sono delle neoplasie più rare rispetto ai grandi big killer come per esempio il tumore del colon, la prostata, il colon, però che necessitano appunto di una cura particolare, una ricerca approfondita, e quindi è molto importante che ad esempio lo IOV dia questo spazio proprio anche per questi tumori più rari, in modo tale da offrire ai propri pazienti tutte le cure migliori che sono al momento disponibili. Diciamo che all'interno dei tumori primitivi del sistema nervoso centrale abbiamo tumori più frequenti, tumori meno frequenti, tumori benigni, tumori più aggressivi. Diciamo che a livello della popolazione generale il tumore cerebrale primitivo più frequente è il cosiddetto meningioma, è un tumore che sorge direttamente dalle meningi, che però nella maggior parte dei casi è benigno. Cioè cosa significa? Significa che con la chirurgia può essere guarito, risolto. Certo. Una piccola percentuale, circa il 3-5% di questi tumori, però necessita di un ulteriore trattamento, quindi come la radioterapia e la chemioterapia, da ausilio appunto alla chemioterapia. Mentre per quanto riguarda i tumori invece più aggressivi, vi è il glioblastoma, che è un tumore, diciamo, molto aggressivo, che interessa in maniera, diciamo, proporzionale sia il sesso femminile che quello maschile, quindi non ci sono differenze di incidenza per quanto riguarda il sesso, ed è un tumore che necessita di un triplice trattamento, quindi chirurgico essenzialmente, radioterapico e chemioterapico. Certo, poi avremo modo di raccontarlo più nel dettaglio. Poco fa lei parlava di diffusione nella popolazione di questi tumori. C'è un'incidenza maggiore nel sesso maschile, nel sesso femminile, e generalmente si riscontra anche un po' una tendenza legata all'età? Allora, dipende, per quanto riguarda l'incidenza del sesso, dipende dal tipo di tumore. Abbiamo detto che il glioblastoma non c'è differenza, quindi vi è una certa, diciamo, incidenza nello stesso modo sia nelle femmine che nei maschi. Ad esempio però invece i meningiomi sono dei tumori che hanno una incidenza nettamente superiore nel sesso femminile. Infatti spesso si trovano sulla superficie delle cellule tumorali anche dei recettori di ormoni femminili, quindi che in qualche modo probabilmente stimolano l'evoluzione di questa neoplasia. Per quanto riguarda il glioblastoma, è una malattia che negli ultimi anni è in costante crescita purtroppo. Interessa soprattutto l'età adulta, con una maggiore incidenza sopra i 60-65 anni. Però negli ultimi anni stiamo assistendo anche alla comparsa di questa neoplasia anche nei soggetti più giovani, dove una volta era veramente raro trovarla. Come mai, insomma, c'è un
una spiegazione a questo dato in crescita rispetto a un tempo? Ma probabilmente ci saranno delle cause a livello ambientale, probabilmente, solo che non sono conosciute, cioè non ci sono stati degli studi che hanno messo in correlazione causa-effetto di questa. L'unica causa che si è data per certa sono le radiazioni ionizzanti. Questo perché? Perché dopo la Hiroshima e Nagasaki si è assistito appunto ad un'evoluzione proprio di tumori cerebrali, soprattutto di tipo del glioblastoma. Ci sono dei dubbi per quanto riguarda l'uso dei telefoni cellulari o dei cordless. Sono stati fatti degli studi causa-effetto oppure caso-controllo, dove però non si è avuta una certezza nel mettere in relazione. Ci sono probabilmente delle connessioni probabili, tanto è vero che l'Istituto di Lyon, che è l'istituto internazionale che classifica gli agenti cancerogeni in 4 classi a seconda della loro cancerogenicità, ha classificato anche comunque l'uso del telefono cellulare come possibile causa, che comunque però va ancora validata. Certo, insomma ci sono ancora delle verifiche da fare. Dottoressa, quanti nuovi casi all'anno arrivano allo IOV? Ma devo dire che siamo uno dei centri italiani che ne vede maggiormente. Negli ultimi anni, avendo messo a punto questo approccio multidisciplinare molto consolidato, abbiamo visto un incremento ogni anno del numero di pazienti che arrivano alla nostra osservazione. Nel 2015 abbiamo visto più di 130 nuovi pazienti con tumore cerebrale, e questo è un numero effettivamente importante considerando la rarità di questo tipo di tumore nella popolazione. È per questo che è importante che questi pazienti facciano riferimento a gruppi consolidati che si occupano di questa patologia, proprio perché è solo nella numerosità della casistica che è possibile avere le maggiori competenze e quindi riuscire a dare il meglio a tutti i pazienti. Certo. Noi ci fermiamo per una prima breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, a tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in compagnia di Ore 13, oggi dedicata alla salute e in particolare insieme allo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, stiamo parlando di prospettive e cure dei tumori cerebrali. Allora, nella prima parte della nostra trasmissione insieme al dottor Lombardi abbiamo un po' raccontato già quali sono i tumori cerebrali e quanto sono diffusi nella popolazione. Abbiamo anche capito, dottore, che le cause non sono ancora ben definite, ci sono delle ipotesi che però insomma devono ancora essere validate, insomma non si capisce ancora quali possano essere vere oppure no. Volevo capire se
Come nelle altre tipologie di tumore, anche nei tumori cerebrali ci può essere una sorta di ereditarietà, una familiarità nello sviluppo di queste neoplasie? Ma la maggior parte, per quanto riguarda il glioblastoma, che è appunto il tumore quello più aggressivo, non si parla di ereditarietà come ad esempio può essere nel carcinoma della mammella o carcinoma della prostata. Ci possono essere delle sindromi tumorali, cioè la comparsa di tumori in più distretti, dove uno di questi può essere anche il cervello, però teniamo conto che rappresentano meno del 2% dei casi di glioblastoma, quindi questo significa che uno screening anche genetico oppure diciamo un test genetico per indirizzare pazienti che potrebbero essere più soggetti alla comparsa di questo tumore non può essere effettivamente utilizzato perché non c'è una ereditarietà per questo tipo di malattia. Si presentano con una sintomatologia particolare oppure no? Ma per quanto riguarda sempre il glioblastoma, bisogna ricordare che è una neoplasia ad insorgenza rapida, quindi spesso il paziente, la persona, ha i sintomi in una maniera veloce, quindi non nel corso di lunghi mesi o anni, quindi può darsi anche che il giorno prima sta bene, il giorno dopo incomincia ad avere dei sintomi quali soprattutto cefalea. Quindi c'è un mal di testa importante, un mal di testa che spesso è accompagnato con vomito, spesso la mattina, ed è una cefalea che è difficilmente controllabile con i farmaci che noi abbiamo a disposizione, ad esempio come la tachipirina, l'aspirina, eccetera. Quindi questo è il sintomo più frequente, poi possono essere associati crisi epilettiche, spesso insorgono in pazienti che stanno bene, quindi il paziente all'improvviso ha questo tremore oppure a volte sviene, quindi sono anche i parenti oppure familiari che sono vicino ad accorgersene, e altri sintomi possono essere quelli dei deficit neurologici focali, cioè il paziente ad esempio può avere difficoltà nel parlare, può avere difficoltà nel camminare, nel muovere un braccio, una mano, e quindi ovviamente devono essere distinti da altre patologie che possono avere più o meno la stessa sintomatologia. Ecco, volevo appunto chiederle, è abbastanza facile confonderli con altre patologie? Sono sintomi che si possono presentare? Sì, sono sintomi che possono essere presenti in altre patologie, soprattutto di natura neurologica, ad esempio insorgenza di ictus, ad esempio, quindi fenomeni vascolari improvvisi magari possono causare svenimento del paziente oppure deficit focali, difficoltà nel parlare, che in qualche modo possono essere scambiati tra le due patologie. Quindi è importante poi che il paziente vada appunto in un centro di riferimento. Spesso il primo diciamo, punto può essere rappresentato dal pronto soccorso, dove appunto con delle metodiche radiologiche e con una buona visita anche anamnestica e neurologica sicuramente si riesce a capire la natura di questa sintomatologia. Quindi questi sono i primi step dell'iter diagnostico? Sì, nella maggior parte dei casi è così, quindi il paziente che sta bene ha all'improvviso l'insorgenza di questi sintomi e quindi sono dei sintomi che poi vanno ad essere indagati e porteranno poi il paziente ad una visita neurochirurgica e poi nel vario iter di terapia. Certo. Dottoressa Zagonel, come per altri tumori, insomma, in cui uno screening può essere importante perché con anticipo si riesce a individuare la patologia, è possibile lo stesso fare prevenzione con questa tipologia di tumori oppure no? Purtroppo no, purtroppo per molti tipi di tumore oggi ancora, ma è questo in particolare di cui stiamo parlando oggi, il glioblastoma, non c'è una prevenzione, non c'è la possibilità di fare una prevenzione. E sicuramente rispetto a quello che diceva anche prima il dottor Lombardi, importante è in presenza di sintomi gravi effettuare subito le indagini radiologiche che permettono l'attacco o la risonanza magnetica di escludere o di confermare l'ipotesi di un sospetto di questo tipo
perché poi sulla base di un accertamento fatto rapidamente, che però è rapido nel momento in cui abbiamo i sintomi, quindi non si tratta sicuramente di una possibile prevenzione, è possibile instaurare l'approccio terapeutico migliore. E proprio perché spesso si tratta di sintomi che insorgono tardivamente, la malattia si manifesta già nel momento in cui viene fatta la diagnosi o il sospetto di diagnosi dal punto di vista radiologico in una fase avanzata. Trattandosi poi di un tessuto cerebrale che sappiamo è un tessuto vitale per molte funzioni, la parola, la vista, il movimento, la memoria e quant'altro, anche l'intervento chirurgico può essere difficile, perché sicuramente l'intervento chirurgico, quando è possibile, ed è possibile farlo in maniera radicale, rimane oggi ancora l'approccio terapeutico più importante, quindi l'approccio all'intervento chirurgico è quello che permette di ridurre la massa il più possibile. Però non sempre questo è possibile, sia per l'estensione a volte già della malattia al momento della diagnosi, ma anche perché se interessa organi strettamente vitali, l'intervento chirurgico potrebbe compromettere delle funzioni vitali, e quindi in questo caso si tende di solito a fare una resezione, un'asportazione che deve essere compatibile appunto col mantenimento delle funzioni vitali, e quindi non sempre radicale. Certo, quindi si cerca un approccio che sia il meno invasivo, possibile. Oggi ci sono anche delle tecniche che permettono proprio di valutare quanto esporsi, quanto andare avanti nella resezione in relazione appunto a evitare i possibili danni. Peraltro l'accertamento è importante anche da un punto di vista istologico, per essere certi che quello che noi vediamo radiologicamente e il cui sospetto è per esempio di un glioblastoma deve essere poi confermato da un punto di vista istologico, non solo per dare una diagnosi di certezza del glioblastoma, ma per andare oggi anche a individuare una serie di altre caratterizzazioni molecolari più specifiche che ci permettono anche di capire se quel tipo di tumore risponde o non risponde a determinati trattamenti. Quindi è importante avere questo accertamento proprio per pianificare il trattamento più opportuno per il paziente. Certo. Dottor Lombardi, lei poco fa ce l'ha già un po' spiegato, abbiamo sentito parlare di glioblastoma. Che cos'è? Insomma, abbiamo capito che è il più frequente e anche insomma, il più aggressivo. È il tumore che ha una elevata aggressività ed è quello appunto tra i tumori maligni con una più alta incidenza nella popolazione adulta. Ha il suo picco di incidenza, come dicevamo prima, soprattutto negli over 65. Quindi questo è anche un problema, perché spesso è un paziente anziano che ha già delle sue comorbidità, cioè delle altre malattie, quindi prende altri farmaci, quindi andare a fare un trattamento, soprattutto in questo tipo di paziente, deve essere molto diciamo, concordato all'interno anche della multidisciplinarietà, proprio per evitare, poi vedremo magari in maniera più approfondita, una elevata tossicità. Per quanto riguarda l'insorgenza, il glioblastoma può a volte, in una piccola percentuale di casi, evolvere da un cosiddetto glioma di basso grado, cioè il gliomi è dal punto di vista istologico la famiglia dei tumori cerebrali più frequenti. Questi vengono suddivisi diciamo essenzialmente in due grossi tronconi, basso grado e alto grado. L'alto grado appunto fa parte il glioblastoma, e a volte il glioblastoma può insorgere direttamente come alto grado. In una piccola percentuale dei casi, e soprattutto nei giovani, invece può insorgere da una evoluzione di un glioma di basso grado precedente. È un glioma di basso grado dove nella maggior parte dei casi spesso non dà sintomi, perché a volte può rimanere lì anche per molti anni, 5, 6 anni, anche 10 anni a volte. Non dà sintomi perché il glioma di basso grado, a differenza del glioblastoma, cresce molto ma molto lentamente, quindi il cervello in qualche modo si adatta
a questa crescita molto lenta e quindi i sintomi spesso sono molto tardivi e spesso a volte li si hanno quando vi è questo viraggio da basso grado ad alto grado e quindi in quel caso lì bisogna andare poi a trattare proprio il glioblastoma vero e proprio. Molto insidioso in questa tipologia, in questo caso. Sì, perché qui poi non abbiamo solo un glioma di alto grado, ma a volte vi sono delle zone diciamo circostanti dove rimangono appunto glioma di basso grado. Quindi andare a togliere, poi andare a curare un glioblastoma ovviamente non risolve il problema del basso grado, perché spesso sono dei tumori, dei gliomi di basso grado molto estesi, infiltranti, che necessiteranno poi di follow-up accurati, quindi costanti, proprio per tenere sotto controllo sia il glioma di basso grado e soprattutto il glioblastoma. Allora, noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, rimanete con noi perché subito dopo andremo a capire qual è oggi la terapia attuale, quali miglioramenti sono stati fatti negli anni e anche a che punto è la ricerca. A tra poco. Cosa che spaventava troppo, no? Forse. Però non bisogna continuare a dire aggressivo. No, però il titolo sempre in onda è Prospettive e cure. No, ma quindi bisogna... Prospettive e cure dei tumori cerebrali ancora insieme a ore 13 per parlarne insieme allo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto. Abbiamo parlato del glioblastoma. Dottoressa, qual è oggi la terapia attuale? Quali sono anche i miglioramenti che sono stati fatti negli anni? Sì, negli ultimi anni sicuramente la sopravvivenza ma anche la qualità della vita di questi pazienti è completamente migliorata. Basti pensare che fino a 10 anni fa e nel passato molti di questi pazienti non ricevevano neanche nessun trattamento, ma spesso non ricevevano neanche un accertamento istologico per questa malattia. Oggi lo sforzo di mettere assieme appunto più competenze diversificate ci permette di raggiungere degli obiettivi di miglioramento sia per quanto riguarda appunto l'aumento di aspettativa di vita di queste persone, sia per quanto riguarda la qualità della vita dei pazienti in corso di trattamento. Sicuramente la possibilità di effettuare una chirurgia è una chirurgia radicale, cioè poter togliere tutta la massa tumorale a livello cerebrale rimane l'obiettivo fondamentale. Oltre a questo, successivamente alla chirurgia, è stato dimostrato come la combinazione di un trattamento radioterapico associato ad una chemioterapia a base di pastiglie, quindi una somministrazione per bocca, migliora in maniera significativa la sopravvivenza di questi pazienti. Quindi questo diciamo è il trattamento standard che viene dato ai pazienti. Bisogna però fare poi dei distingui perché
Quello che abbiamo capito nel tempo è che sulla base di caratteristiche molecolari specifiche che il tumore manifesta o meno, noi possiamo predire l'efficacia di questa terapia. E quindi è chiaro che per esempio in sottogruppi di pazienti nei quali per fragilità, per esempio di età o di comorbidità o anche di situazione clinica legata alla malattia, possiamo prevedere delle tossicità più maggiori, noi cerchiamo di valutare meglio un approccio di trattamento sulla base proprio di queste caratteristiche e quindi identificare quelle che sono le caratteristiche presenti nel tumore per ottimizzare il trattamento sempre più mirato e specifico sulla base delle caratteristiche del tumore. Allo IOV proprio per migliorare la presa in carico di questi pazienti, il paziente quando viene affidato a noi, quindi dopo la chirurgia, nel momento in cui deve effettuare questo trattamento integrato tra radioterapia e chemioterapia, abbiamo dedicato degli ambulatori specifici per questi pazienti e anche un team di medici che sono anche collegati a personale di psicologi. Perché questo? Perché tramite le psicologhe è possibile utilizzare e somministrare ai pazienti dei test di qualità della vita che vanno a valutare i cambiamenti della qualità di vita in corso di trattamento che riguardano non solo lo stato cognitivo ma anche lo stato di depressione, cioè tutte quelle variazioni da un punto di vista neurologico e mentale soprattutto che possono essere legate sia alla malattia ma sia anche ai trattamenti che noi somministriamo. E abbiamo valutato dei dati molto interessanti dimostrando appunto che esiste un miglioramento in questi test valutativi in corso di trattamento, a dimostrare che proprio il miglioramento non è solo un miglioramento che noi vediamo radiologico per quello che riguarda l'evoluzione del tumore, ma un miglioramento dimostrato anche dalla somministrazione di questi test ai pazienti che portano a dimostrare come nell'ambito del trattamento di chemioradioterapia otteniamo anche un miglioramento su questi indici specifici di qualità della vita e di funzionalità cerebrale dei pazienti, che è credo un elemento altrettanto importante quanto la sopravvivenza del paziente. Certo. Dottor Lombardi, abbiamo detto che lo IOV è un IRCS, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e quindi insomma la ricerca è una parte fondamentale per lo IOV. Quali sono le terapie sperimentali che lo IOV sta portando avanti proprio in questa tipologia di tumori cerebrali? Sì, come diceva la dottoressa Zagonel, è importante la qualità di vita, è importante dare la possibilità di nuovi trattamenti, quindi lo IOV è in prima persona, diciamo al primo posto come obiettivo proprio dare questi nuovi trattamenti sperimentali che spesso fanno parte di studi internazionali. Tra questi noi abbiamo proprio coordinato e ideato uno studio per sperimentare un nuovo farmaco. Questo studio si chiama Regoma, di cui la dottoressa Zagonella è la coordinatrice internazionale di questo studio. Questo è un nuovo farmaco che va a colpire in maniera mirata determinate mutazioni presenti non solo a livello delle cellule tumorali ma anche nel microambiente circostante proprio al tumore, in modo tale da impedire dei collegamenti tra cellule tumorali e ad esempio la vascolarizzazione, supporto di nutrimenti eccetera, quindi andare a colpire contemporaneamente questi distretti. Questo è uno studio che vede la collaborazione dei più grandi centri di neurooncologia europei, quindi fanno parte anche i 3 grandi centri francesi in questo studio, ovviamente i grandi centri neurooncologici che sono presenti anche a livello nazionale, e devo dire che abbiamo arruolato attualmente ben 12 pazienti e tra questi ci sono state delle interessanti diciamo, risposte
a questo nuovo trattamento. Quindi questo fa ben sperare che appunto questo trattamento possa diciamo, dimostrarsi efficace per questo tipo di malattia, che qual è quello del glioblastoma. Quindi il glioblastoma diventa una malattia quindi meno aggressiva di quella che ci si potrebbe insomma, attendere, proprio con l'avvento di questi nuovi trattamenti, quindi non solo chirurgici ma anche farmacologici. Uno è questo, ma allo IOV sono in corso numerosi trattamenti sperimentali, sia in prima linea, cioè in associazione al trattamento standard, e sia quando la malattia può ritornare. Questo diciamo, contesto merita diciamo, interesse l'immunoterapia. L'immunoterapia è la nuova frontiera in qualche modo dell'oncologia e in alcuni settori oncologici si sta dimostrando molto valida e allo IOV stiamo proprio testando questi nuovi farmaci anche per questo tipo di malattia, quale il glioblastoma. Sono dei farmaci che in qualche modo possono essere associati anche al trattamento standard e aiutano proprio il nostro sistema immunitario, diciamo, un po' a svegliarsi, come per dire, e per combattere, quindi insieme al trattamento standard, proprio verso questo tipo di cellule tumorali. Dottoressa Zagonel, tanti piccoli passetti in avanti, tanti piccoli tasselli che però sono tutti assolutamente straordinari, perché insomma l'obiettivo è quello di arrivare poi alla possibilità di cura, no? Sì, sicuramente i risultati che abbiamo oggi di sopravvivenza di questi pazienti non sono risultati, non siamo soddisfatti di questi risultati perché speriamo di poter fare di più. Però se guardiamo indietro possiamo dire di essere contenti, nel senso che, come dicevo prima, sia la sopravvivenza di questi pazienti ma anche la qualità della vita è nettamente migliorata. E noi vediamo pazienti che anche in corso di trattamento riprendono il lavoro e possono mantenere anche una qualità di vita in famiglia abbastanza buona. Credo che queste innovazioni terapeutiche di cui parlava prima il dottor Lombardi possano sicuramente far vedere un futuro ancora più promettente e più ottimista, perché l'obiettivo di oggi è quello sempre più di effettuare dei trattamenti mirati sulle caratteristiche del tumore e sempre più le conosciamo e ne conosciamo anche le implicazioni per quanto riguarda le cure, ma la possibilità di fare queste cure che possano essere integrate insieme e che in qualche modo attaccano il tumore da più punti di vista diversi porteranno sicuramente prima o poi ad avere risultati ancora migliori. Che ruolo hanno invece le collaborazioni con strutture o comunque insomma, a livello nazionale ed europeo? Noi abbiamo delle grandi collaborazioni a livello nazionale, c'è proprio un gruppo di lavoro che si occupa di queste patologie, chiamiamole di nicchia, di neuro-oncologia, ma un gruppo molto attivo e molto consolidato che permette di raccogliere insieme le casistiche di questi pazienti, cioè ragionare invece che su 100 pazienti su 1000 pazienti all'anno, e questo aiuta sicuramente a capire meglio che cos'è questa malattia, come si sviluppa, quali sono le potenzialità future, ma anche quali sono i bisogni del paziente, perché non basta... e della famiglia. Esattamente, non basta fermarsi a quello che è a conoscere il tumore, ma dobbiamo sempre di più mettere al centro il paziente, capire il paziente, i bisogni del paziente, in questo caso più che in molti altri anche proprio la famiglia, il problema della famiglia. Certo. Allora noi ci fermiamo per l'ultimissima breve pausa di pubblicità, rimanete con noi per l'ultima parte ancora insieme di Ore 13, a tra poco.
Ultima parte di Ore 13 ancora insieme, quest'oggi dedicata allo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, una puntata che abbiamo dedicato ai tumori cerebrali e in particolare alle cure e alle prospettive di cura di questi tumori. Abbiamo detto, dottoressa Zagonel, che l'importanza della riabilitazione è sicuramente fondamentale, soprattutto dal punto di vista psicologico. Ecco perché lo IOV offre anche un'assistenza psicologica dedicata ai pazienti. Sì, mai come in questi pazienti la riabilitazione assume un ruolo strategico. Parliamo di riabilitazione fisica per la quale ci sono le strutture nel territorio per farla in maniera adeguata, ma i malati oncologici non hanno solo bisogno di una riabilitazione fisica ma anche funzionale, psicologica, sociale. Noi nell'ambito del Dipartimento abbiamo attuato un ambulatorio cosiddetto di cure simultanee. Questo ambulatorio di cure simultanee a cui accedono i malati di tumore cerebrale ma anche malati di altre tipologie di tumore permette un'integrazione precoce del medico palliativista nell'ambito ancora del percorso di cura attivo di oncologia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che attraverso il coordinamento tra l'oncologo medico che ha in cura il malato e il medico palliativista che controlla i sintomi legati alla malattia, soprattutto appunto l'aspetto psicologico, e quindi c'è anche la psicologa nell'ambito di questo ambulatorio, ma per esempio la terapia del dolore, l'aspetto nutrizionale e altre problematiche di tipo sintomatologico che può avere il paziente, oltre a problemi legati per esempio all'ambiente sociale. Ci sono pazienti che vivono da soli, per i quali è importante identificare una figura di riferimento, il cosiddetto caregiver, perché se il paziente vive solo non può da solo gestire le problematiche legate alle terapie e quant'altro. Quindi questo ambulatorio di cosiddette di cure simultanee serve proprio per anticipare un po' i bisogni del malato, per comprendere i bisogni del malato anche a domicilio, quindi non solo nel momento in cui noi vediamo il malato in ospedale, ma quello che succede in casa, e cercare così in questo modo di coprire un po' tutte le esigenze e le necessità che il paziente può avere. Questo ovviamente attraverso anche un coordinamento col medico di famiglia che rimane a casa il punto di riferimento del paziente. Ma grazie anche alla multidisciplinarietà che si può trovare all'interno dello IOV. Esattamente, la multidisciplinarietà rivolta su due aspetti, cioè l'equipe che prende in carico il malato per ottimizzare la terapia antitumorale migliore, ma anche questa multidisciplinarietà di altre figure professionali, il medico palliativista, lo psicologo, il nutrizionista, che invece concorrono a migliorare soprattutto la qualità della vita del paziente. Anche perché il modello moderno della medicina è quello che pone al centro il paziente, non è il paziente che si deve recare dai diversi specialisti, ma il contrario, ed è un modello sempre più realizzabile, mi sembra di capire. Esattamente, quello che facciamo noi è proprio questo, cioè cercare di coordinare tutto il percorso, di fissare per esempio già noi gli esami, gli appuntamenti uno con l'altro, ma per esempio lo stesso giorno in cui il paziente fa una rivalutazione radiologica, il giorno in cui poi viene visto in ambulatorio, in modo tale da facilitare i percorsi, evitare anche che il paziente acceda allo IOV magari mettendo insieme 2 o 3 cose quel giorno che viene allo IOV, ecco, quindi cercare proprio di facilitarlo in questi percorsi. Questo è uno dei piccoli tasselli grazie ai quali lo IOV si contraddistingue rispetto a un normale ospedale. Quali sono gli altri tasselli, dottoressa? Beh, la mission dell'IRCS è quello di fare ricerca, ma fare una ricerca che sia facilmente applicabile all'aspetto clinico, la ricerca cosiddetta traslazionale, non una ricerca di base ma una ricerca che sia facilmente applicabile, fortemente applicabile. E il nostro Dipartimento di Oncologia Clinica e Sperimentale è proprio quello che ci permette di fare questo. Infatti gran parte delle attività di ricerca sui tumori cerebrali ma anche su altri tipi di tumori sono fatti grazie alla collaborazione tra gli oncologi medici che curano il malato e medici e biologi che invece operano
al banco, diciamo, per la ricerca di base e anche la ricerca traslazionale, di cui alcuni progetti è proprio il dottor Lombardi l'artefice e il coordinatore. Ecco, quindi come si può sostenere appunto la ricerca oncologica e che cosa fa lo IOV con i finanziamenti? Come appunto è immaginabile, soprattutto per questo tipo di malattie di nicchia, tra virgolette, la ricerca di base rimane molto importante e deve essere appunto focalizzata su determinate analisi. Noi abbiamo allo IOV, grazie anche ai fondi del 5 per 1000, messo in piedi numerosi importanti trials investigativi appunto, che dal laboratorio possono poi essere riversati proprio sul paziente. Tra questi stiamo valutando l'individuazione di specifiche mutazioni all'interno delle cellule del glioblastoma che in qualche modo possono sia predirne la prognosi, quindi l'aggressività della malattia, perché a volte anche il glioblastoma può avere una prognosi anche favorevole, quindi è importante però capire quale paziente deve essere trattato in una maniera più aggressiva, quale in una maniera meno aggressiva e soprattutto con quale tipo di trattamenti, soprattutto in vista dei nuovi farmaci che vanno a colpire determinate mutazioni che non sempre sono presenti in tutti i glioblastomi. Quindi questo è il primo studio fondamentale. Ne abbiamo un altro, sempre grazie ai fondi del 5 per 1000, dove invece andiamo ad analizzare delle alterazioni molecolari che compaiono quando il glioblastoma si ripresenta. Questo perché? Perché il paziente viene trattato con la sua terapia e spesso, a volte, il glioblastoma può ritornare e allora andare a capire quali meccanismi il tumore mette in atto per resistere al trattamento può essere determinante proprio per capire poi che tipo di terapia possiamo andare a fare in una seconda linea, cioè quando la malattia è ricomparsa. Quindi sapere che al momento della recidiva è presente una mutazione che prima non era presente ci può consentire di utilizzare dei farmaci specifici proprio per questo tipo di trattamento. A fianco a questi due importanti studi ce n'è un altro che si affianca al protocollo sperimentale di cui parlavamo prima, il cosiddetto REGOMA, sempre grazie ai fondi appunto derivati dal 5 per 1000, quindi questo è molto importante, proprio questi fondi per favorire questa ricerca che non è molto sviluppata a livello nazionale proprio perché è una malattia rara e i centri che se ne occupano sono pochi, quindi è importante favorire questa ricerca mirata in questi centri più specializzati e questo nuovo progetto vede appunto l'individuazione di alterazioni metaboliche che in qualche modo possono essere presenti all'interno della cellula tumorale. Questo perché si è visto che a volte il glioblastoma, a differenza di della maggior parte dei tipi tumorali, può avere delle alterazioni che compaiono all'interno del metabolismo cellulare, cioè come, in poche parole, è come se la cellula tumorale non riuscisse a digerire bene i suoi nutrimenti, quindi accumulando così delle sostanze tossiche che possono favorire proprio la comparsa poi del tumore vero e proprio. Quindi questa è una scoperta recente che noi allo IOV poi stiamo andando ad approfondire, proprio perché andare a capire quali di questi tumori hanno questa mutazione metabolica può consentire così una cura differenziata e anche avere una prognosi differente rispetto all'altro tipo di glioblastoma. Dottoressa, che valore potranno avere poi tutti questi approfondimenti che si stanno facendo allo IOV grazie anche al 5 per 1000? Ma credo che il contributo che riceviamo dai cittadini grazie al 5 per 1000 e altre donazioni ci permette veramente di implementare questo tipo di ricerca sia dal punto di vista di acquisizione di attrezzature ma sia anche nell'avere medici a contratto, biologi, cioè ulteriore personale da dedicare proprio allo sviluppo di queste ricerche. Le implicazioni di queste ricerche sono importanti anche perché, come già diceva il dottor Lombardi, questo è un settore abbastanza di nicchia per cui c'è ancora tanto da scoprire. Quello che noi sappiamo per tanti altri tipi di tumori adesso cominciamo a scoprirlo e a conoscerlo per il tumore cerebrale perché visto la sede dove questo tumore cresce
per tanti anni, come dicevamo prima, non è stato neanche possibile fare le biopsie, fare delle indagini, quindi tutte le conoscenze che noi per esempio per il tumore della mammella, del colon, le avevamo già 10-20 anni fa, cominciamo a conoscere adesso per questo tumore cerebrale, quindi c'è ancora tanto da fare sul glioblastoma, però si sono fatti veramente passi da giganti, quindi la ricerca che noi facciamo nell'istituto è una ricerca e è un impegno dell'istituto importante in questo settore, ed è importante proprio perché coinvolge molte persone che lavorano dalla ricerca di base alle applicazioni poi cliniche, perché speriamo proprio che il nostro contributo possa migliorare le conoscenze che abbiamo su questo tipo di tumore, migliorare quindi poi i risultati terapeutici e la sopravvivenza di questi pazienti. Una sensibilità, quella anche dell'opinione pubblica, sempre più crescente nel contesto della ricerca. Sì, devo dire di sì, sentiamo la popolazione veneta molto vicina a noi, questo ci fa molto piacere. Noi cerchiamo sempre di dare il massimo, ma questa sensibilità particolare dei cittadini veneti è sicuramente un grande riconoscimento per noi e anche un grande incoraggiamento nel continuare su questo tipo di lavoro che stiamo portando avanti. Allora possiamo fare nient'altro che dire ai nostri telespettatori di fare anche loro la mossa giusta, donando il 5 per 1000 allo IOV. Siamo in chiusura, io ringrazio davvero di cuore la dottoressa Vittorina Zagonel, direttore del Dipartimento di Oncologia Clinica e Sperimentale dello IOV, grazie, e anche il dottor Giuseppe Lombardi dell'Unità Operativa Complessa Oncologia Medica 1 dello IOV di essere stati con me a ore 13. Grazie anche a tutti i nostri telespettatori di averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.